in cui il tempo non ha fretta, dove ogni pietra conserva un segreto. Qui la storia non ha lasciato ferite, ha lasciato impronte. Questo luogo si chiama Soave e il suo cuore di pietra batte ancora sopra le colline venete. Ci sono luoghi dove il tempo scorre piano e il vino racconta storie. Siamo a Soave e ci accoglie il suo sindaco Matteo Presti. Sì, ci invita a fare 3 passi nella meraviglia. Ciao Ida, benvenuta e benvenuti a tutti gli amici di Itinerari Turistici. Grazie sindaco. 3 passi nella meraviglia. Li facciamo assieme. Da dove partiamo? Partiamo proprio qui da Piazza Antenna, un luogo simbolico di Soave. Siamo nel pieno centro. Piazza Antenna perché nel 1517 la Repubblica di Venezia, grata a Soave per aver combattuto contro le truppe di Carlo V a difesa proprio di Venezia, diede a Soave il diritto di erigere per sempre questa antenna che reca questa grande bandiera, oggi il gonfalone del Veneto, prima la bandiera della Serenissima Repubblica. Poi siamo vicini al Palazzo di Giustizia, eretto nel 1375 per volontà di Cansignorio della Scala, un esempio di architettura medievale molto ricco di decorazioni, molto ricco anche di iscrizioni che narrano la storia di questa Iuris Amicadomus. Qui già nel 1300 si amministrava la giustizia e poi siamo vicinissimi, proprio 3 passi da Palazzo Cavalli, un esempio di architettura questa volta veneziana, palazzo eretto a Soave dalla Serenissima Repubblica di Venezia, Palazzo Cavalli, costruito per Niccolò Cavalli, a suo tempo capitano perpetuo di Soave per conto della Repubblica. La facciata ricorda i grandi palazzi del Canal Grande con le finestre gotiche trilobate e l'architettura tipica di Venezia. Una Soave tutta da vivere non solo nella storia, ma anche nel presente. Una Soave per tutte le età e per tutti i gusti. Certamente sì, è ricca di esperienze e ora ne vedremo anche delle altre. Venite con noi. Ah, sindaco, che meraviglia! Soave non è sicuramente solo un borgo da camminare, è anche un tempo da attraversare. Qui siamo sopra il tempo. E chissà nel tempo quanti soldati, quanti avventurieri hanno attraversato anche questo camminamento di ronda, perché qui siamo sopra la cinta muraria di Soave, dominiamo la città e dominiamo anche il castello, anzi lui domina noi da qui con questa visuale meravigliosa. Dicevi benissimo, anche un'emozione da vivere tutto l'anno grazie ai tantissimi eventi legati anche alla tradizione vitivinicola di Soave. A maggio la festa del vino, terzo weekend di maggio, a settembre la festa dell'uva, nel terzo fine settimana di settembre, ma poi tutto l'anno è punteggiato di appuntamenti culturali come il Festival del Libro, mostre d'arte, tantissime iniziative che hanno creato un grande afflusso turistico. Diamo qualche dato, qualche numero ai nostri telespettatori, sindaco. Siamo molto orgogliosi dei nostri dati perché nel 2022 16.000 notti dormite a Soave e poi una grande attività promozionale per far conoscere quella che io chiamo la perla dell'est veronese. Abbiamo chiuso il 2024 con 44.000 notti dormite dopo 2 anni, quindi da 16.000 44.000, più di 200.000 turisti di passaggio all'anno. Soave è estremamente comoda da raggiungere, c'è il casello dell'autostrada A4 e quindi è anche facile arrivare. E questo è il nostro primo viaggio, sì, vogliamo dirlo ai nostri telespettatori perché il nostro viaggio sarà lungo, si può dire quasi interminabile. Spazieremo davvero nei luoghi anche
poco conosciuti di Soave. Porteremo nelle vostre case tutti gli eventi di questa cittadina meravigliosa, ma il nostro sguardo adesso si posa appena fuori dalle mura, sì, perché Soave non è solo terra di cultura, di storia, di divertimento, ma anche grande terra di vino. Beh, 47 milioni di bottiglie di vino prodotte ogni anno. Pensate, la prima di OCG del Veneto è proprio qui a Soave, è il Recioto di Soave, una tradizione antichissima, 6.600 ettari vitati, più di 2.000 aziende tra viticoltori, aziende agricole, cooperative che lavorano in questo settore, e quelle colline che vediamo dietro di noi, insomma, sono proprio il luogo nel quale nasce uno dei vini bianchi più famosi del mondo. Le colline vitate, colline uniche al mondo, non solo per la loro bellezza, ma anche per la loro unicità, per l'unicità dei suoi prodotti, che adesso noi andiamo a scoprire. Non nasce solo dalla terra, nasce dal respiro di chi la ama, e questa è una terra particolare. Sì, perché qui si produce uno dei vini più famosi al mondo, e ne parliamo con Mirko Menini. Ciao Mirko. Ciao, ben trovati. Grazie. E io sono un po' stupita di vedere, intanto dei grappoli. Lo vedete anche voi, meraviglioso. Quanto saranno lunghi questi grappoli? Un 40 centimetri. 40 centimetri. Della nostra amata Garganega. Questa è la Garganega. Ma raccontiamo un po' il vino di questa zona e la coltivazione molto particolare. Certo, ci troviamo nelle terrazze del Soave classico. Siamo in un territorio prettamente vulcanico, per cui un terreno che dà all'uva una mineralità molto spinta. E qui troviamo diverse denominazioni: il Soave classico, il Soave superiore e il Recioto di Soave, che è il nostro vino passito. Ma facciamo due passi in questa pendenza particolare. Sì, sono chiamate anche le vigne eroiche, ma per coltivare questo tipo di vite c'è tutto un lavoro alle spalle. Si fa presto a dire sì, ecco il vino. No, c'è un grande lavoro, perché qui le pendenze sono veramente forti. Qui nasce tutto dal terrazzamento, che ci permette appunto di lavorare questi terreni che altrimenti non sarebbero lavorabili. Cos'è un terrazzamento? Cosa vuol dire? Il terrazzamento vuol dire creare una superficie piana, lavorabile attraverso le attrezzature agricole, su una superficie che ha una pendenza che normalmente non sarebbe lavorabile. Per cui cerchiamo di lavorare anche quello che potenzialmente sarebbe una superficie incolta. Ah Mirko, l'emozione di questi grappoli, sì, grappoli antichi, vero? Già, fin dai tempi di Can Signorio della Scala, signore di Verona che abitava nel castello qui di Soave, i viticoltori hanno mantenuto e preservato questo territorio nel migliore dei modi. Ed è proprio nella storia e nel suo castello che noi adesso vi portiamo. Sopra il borgo la fortezza, qui il castello di Soave veglia nei secoli, un guardiano di pietra, una storia nel vento. Una storia nel vento, tutta da raccontare da Andrea Soave. Buongiorno Ida. Buongiorno. E benvenuta in un vero e proprio frutilizio militare. Il periodo più importante di questa vera e propria caserma è durante il periodo scaligero della Scala di Verona, dove nell'est veronese difende la città di Verona e controlla la via del commercio e la via militare verso Padova e Venezia. Ti consegno le chiavi. Sì, queste sono veramente le chiavi originali di questo famosissimo castello. Un castello che porta delle incisioni, delle date che rimangono nel tempo, nei secoli, nella storia. La più importante è proprio quell'affresco che vediamo da questa parte, che è del 1340, che rappresenta un capitano con il suo esercito alle spalle, una scala con 4 pioli e lo scudo giallo e blu della città di Verona, di questi mercanti
scaligeri che trattano la lana, le stoffe, le gazze e daranno questi famosi colori, il giallo e il blu, che tutt'oggi sono i colori della città di Verona. Soave è una vera e propria caserma militare. Abbiamo una torre, un mastio che era controllo, detenzione e condanna. All'interno della torre troverete la stanza della prigione dotata di una botola e vedete quel varco che si apre sotto alla torre e dove, ahimè, troveranno metri e metri di resti umani, perché era luogo di tortura e di condanna a morte. Ma tu, Andrea, mi hai consegnato le chiavi di questo maniero e io vorrei provare per la prima volta nella mia vita a aprire la porta di un castello ed entrare nel suo tempo, nella sua storia e in tanta emozione. Adesso Ida prova a girare questa chiave e vedrai che apriamo questa porta. Vedi? Tiriamola fuori, vediamo se siamo capaci. Cambia l'atmosfera e cambia anche la temperatura. Fuori ci saranno oggi 40 gradi, qui ce ne saranno massimo 15, ma quanto sono spessi questi muri? Abbiamo delle mura spesse 1,5 metri, 2 metri, quindi qui stiamo al fresco, come si dice, stiamo proprio al fresco. Siamo all'interno di questa stanza dove ci sono 2 cassettoni laterali che erano dei letti dove dormivano 4-5 per letto col sistema di testapiedi. Tutti gli anelli che vedete sul soffitto sono anelli che servivano per candellieri, per prigionieri, ma soprattutto per salire a cavallo. E quella finestrella dritta a me era il famoso passaggio segreto. Lì dentro c'era il famoso passaggio segreto che portava giù in paese, una delle tante vie di fuga del nostro comandante. Io ti riconsegno le chiavi. Grazie Ida. Chiudiamo queste antiche porte e ci spostiamo al piano superiore dove la meraviglia prende forma. La dimora del capitano. Oggi il castello non è solo memoria, ma è cultura viva. Noi vi daremo in questa puntata solo qualche piccolo assaggio delle stanze che ci sono qua dentro, sì, perché poi sarà tutto da scoprire nelle vostre visite, vero Andrea? Assolutamente sì, questa è la prima stanza, è la stanza chiamata della camminata per il grande cammino che domina. Ci sono le famiglie alleate, le losanghe scaligere, lo stemma dei Della Scala, firme di visitatori, poi mi fermo perché ve le racconterò quando arriverete qui. Di qua invece si passa nella sala da pranzo, sala delle riunioni. E vi racconto un piccolo aneddoto. Questo candelliere veniva usato come segnale. Grandi candele, ospiti graditi, piccole candele, ospiti sgraditi. I segnali. Abbiamo dei ritratti che ve li racconterò solamente quando verrete qui al castello. E poi si entra nello studiolo privato, dove ci sono vari ritratti, usato anche come piccola chiesa, piccola cappella. Ma entriamo qui. Nella camera da letto del comandante, dove la sua armatura decorata, da parata, ma soprattutto c'è un bellissimo affresco del 1200 della Crocefissione e lo scorcio di parete che ce lo lasciano fuori per farci capire che il grande restauro è stato fatto tutto sull'originale. Soave non si visita, si respira. Si tocca, si ricorda, cammina tra i suoi vicoli, bevi il sole nei suoi calici, tocca la sua pietra, con passo lento, con cuore aperto, con 3 chiavi per ritrovare la meraviglia.